Villorba sotto shock per l'arresto in Sicilia di Don Pio Guidolin. Il sacerdote trevigiano è accusato di violenza su minori con episodi terribili a suo carico. Si allargano le ricerche della 43enne ucraina scomparsa da Cornuda. Intanto la procura dispone sul corpo del compagno esami per cercare eventuali tracce di veleno o farmaci. A Conegliano il furto di una bici dotata di GPS porta i vigili alla scoperta di un deposito zeppo di bici rubate, denunciato un gruppo di stranieri. Quasi 1 migliaio di ex soci delle Popolari Venete stamane a Vicenza per un'assemblea sulla questione del fondo promesso dal governo. La rabbia resta tanta. A Treviso albero di Natale non solo in Piazza dei Signori, a Santa Maria dei Bottuti. L'avete addobbato da alcuni ragazzi che avevano creato scompiglio in zona ma si sono ravveduti, ora ne diventeranno i guardiani. Al Cafoncello medici e chirurghi a scuola di innovazione tecnologica nel settore maxillofacciale, protesi in titanio, TAC e stampanti in 3D per la bocca del futuro. Continua il nostro viaggio del sabato nella memoria degli oggetti e dei luoghi legati al conflitto. A Breda di Piave ritrovata una storica corazza del Fante. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Villorba sotto shock per l'arresto in Sicilia di Don Pio Guidolin. Il sacerdote trevigiano è accusato di violenza su minori con terribili episodi a suo carico. Sentiamo. No, non avrei mai pensato perché è gente di buona famiglia, sempre stai gente molto... sempre gente seria. Non è possibile, non ci si può credere. Nella sua Villorba, anche se l'aveva salutata 15 anni fa, non possono pensare che Don Pio Guidolin sia stato arrestato. Eppure le notizie che arrivano da Catania sono chiare. Il sacerdote trevigiano, adottato dalla Sicilia, è accusato di violenza aggravata su minori. Ragazzini di 14 anni che sarebbero stati costretti a subire e compiere atti sessuali, cosparsi con olio santo per mascherare la violenza come atti purificatori. Ragazzini scelti fra i più fragili, con problemi familiari. Uno di questi avrebbe persino tentato di suicidio, isolato dopo aver cercato di ribellarsi e accusato di calunnia. Sono i più anziani a ricordare Don Pio Guidolin a Villorba e si va dalla delusione alla rabbia. Sono restato strano aver sentito una roba del genere, perché non credevo assolutamente che succedesse questa con lui. Siccome che te incide tante? No, Milano sia mafia. Mi pensa che lei non è giusto che quel che l'ha fatto, lei è nato prete ma sta ben gaera. Indagini in corso, ma già il Tribunale Ecclesiastico della Curia Siciliana, prima ancora dell'arresto, lo ha allontanato dalla parrocchia aprendo un procedimento su di lui. Lo shock rimbalza dalla Sicilia alla Marca e c'è chi è assolutamente convinto della sua innocenza. Lì ho trovato in lui una grande persona, un grande cuore, una grande umanità. Per me è la questione che lui garotto è stato tanto a mafia. Una figura, avete sentito, carismatica e molto amata, quella di Don Pio Guidolin, testimoniata anche dai molti video dei suoi fedeli in Sicilia. Attenzione tutti i seduti, perché è un momento forte. Tutto parte da una storia. Storia di un uomo che guardava in maniera diversa. 2014, eccolo padre Pio Guidolin sul palco davanti al pubblico gremito e adorante. Siamo a Catania e questo è solo uno dei tanti video caricati su YouTube per omaggiare il sacerdote anticonformista che da anni ormai ha acquistato il cuore dei fedeli della parrocchia Santa Croce al villaggio di Sant'Agata, a Catania. Accuse pesantissime, accuse terribili arrivano dalla magistratura, ma non basta. Secondo gli inquirenti, quel Don Pio, adorato dai fedeli, che nei video lo definiscono il Padre Pio vivente e gli organizzavano feste di compleanno sorpresa, avrebbe persino millantato conoscenze con la criminalità organizzata del posto per alimentare l'omertà e spaventare i genitori di chi aveva raccontato qualcosa. Ed ora gli inquirenti stanno cercando di capire quanti e quali altri episodi potrebbero riguardare il sacerdote, il prete anticonformista, il prete della gente e dei ragazzi. Belli nel cuore, belli nello spirito. Sì. Belli, perché non si deve guardare gli altri da come li vedono, ma da come loro batte il loro cuore.
Ed ora il giallo di Cornuda, proseguono senza sosta le ricerche di Sofia, la 43enne ucraina scomparsa, ed intanto la procura ha disposto che sul corpo del compagno trovato morto domenica scorsa nella sua abitazione siano disposti esami tossicologici per cercare eventuali tracce di veleno o farmaci. Sentiamo. Stiamo battendo delle nuove zone, siamo appena rientrati con un sopralluogo con i vigili del fuoco in altre zone, in altri punti dove si poteva presumere che potesse essere questa signora. Hanno battuto a tappeto colline, boschi, casolari, canalette di irrigazione, una vera e propria task force di oltre 70 persone, quella scesa in campo per le ricerche di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa da 2 settimane. Stamane vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile con cani molecolari ed elicottero hanno spostato l'attenzione dai boschi di Maser alla zona di Onigo di Pederoba, dove è stato agganciato l'ultimo segnale del cellulare della donna. Qui è stato organizzato un nuovo quartier generale delle ricerche che proseguono senza sosta in tutta l'area interessata della Pedemontana del Grappa. In questo momento siamo nell'area della Pedemontana del Grappa e poi si sta svolgendo verso Montebelluna e nei canali che ci sono qui intorno. Con il calare del buio le ricerche sono state sospese, riprenderanno domattina. Intanto si infittisce il giallo sulla vicenda. Sul fronte delle indagini si attende l'esito dell'autopsia che verrà eseguita lunedì sul corpo di Daniel Pascal Albanese, il 50enne compagno della donna suicidatosi domenica scorsa. Il magistrato ha chiesto di effettuare anche un esame tossicologico per verificare l'eventuale presenza di farmaci o veleno nel corpo dell'uomo. Anche i familiari sospettano che dietro quello che fino ad ora sembra un suicidio possa esserci dell'altro e si fanno strada inquietanti scenari. Al momento in procura è aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Pordenone, dopo alcuni mesi di indagini, hanno arrestato 5 persone, 4 sono di origine brindisina, tutte con precedenti, per tentata rapina aggravata in flagranza di reato all'ufficio postale di Olmi di San Biagio di Callalta. Sono accusati anche del reato di ricettazione. Gli arrestati sono stati bloccati mentre si introducevano nell'edificio calandosi dal tetto attraverso una feritoia alla quale avevano segato nel corso della notte le inferriate. I malviventi volevano aspettare l'arrivo del direttore per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassaforte. Nel corso delle perquisizioni sono state recuperate e sequestrate 3 autovetture, una coppia di targhe d'auto oggetto di furto, 2 riproduzioni di pistole semiautomatiche prive di tappo rosso, 3 radio ricetrasmittenti e materiale idoneo al travisamento. Ed ora a Conegliano, dove il furto di una bicicletta ha portato i vigili alla scoperta di un deposito pieno zeppo di bici rubate. Vediamo. Rubare una bici non è mai stato così rischioso, sì, perché la tecnologia arriva ovunque, come in questa bicicletta ultra tecnologica di proprietà del comune di Conegliano. Pedalata assistita, centralina per il monitoraggio ambientale e, manco dirlo, un GPS per la geolocalizzazione. Una ghiotta occasione per il ladro di turno, un marocchino poco più che ventenne che, vista la bici incustodita sotto la loggia del comune, ha pensato bene di rubarla, ignaro delle conseguenze. Immediata la denuncia alla polizia locale ed ancor più veloce l'identificazione del ladro, grazie alle telecamere, e del luogo in cui era finita la bici, grazie al segnale GPS. Una volta sul posto, un'abitazione nella periferia sud di Conegliano, la sorpresa. Gli agenti della municipale si sono trovati di fronte ad un vero e proprio deposito di biciclette rubate, già smontate e impacchettate per altri lidi. Hanno trovato circa una cinquantina di biciclette di provenienza furtiva. Erano già confezionate, smontate e confezionate, pronte per essere, smerciate. Non solo, oltre alle bici, all'interno della casa gli agenti hanno trovato 22 grammi di marijuana, cellulari, bilancini e quasi 1.000 euro in contanti, con tutta probabilità proventi dell'attività di spaccio, assieme a 8 grammi di una polverina in attesa di analisi, quasi certamente a base di eroina.
Tutti noti e con precedenti per furto e ricettazione i 3 occupanti della casa. Tra questi un 35enne del Togo, già titolare di un permesso di soggiorno per scopi umanitari, ma scaduto e quindi clandestino. Se l'è data a gambe e riuscendo a fuggire. Denunciati a piede libero gli altri 2, un 34enne del Sudan ed un 32enne ivoriano, regolarmente residenti. La parola adesso alla procura, intanto ai vigili non resta che spacchettare le bici e rintracciare i proprietari, sperando che ne avessero denunciato il furto. Se manca la denuncia, agevoliamo queste persone che compiono questi atti criminali a farla sempre franca. Ed un altro furto è quello messo a segno la scorsa notte a Montebelluna all'interno del bar Piazzetta di via San Gaetano. Ignoti sono entrati scassinando la porta ed hanno asportato il denaro contenuto in 3 slot machine ed un cambiamonete. Il danno è ancora da quantificare, indagano i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Cambiamo argomento, la crisi delle ex popolari venete, assemblea di fuoco oggi al Teatro Comunale di Vicenza, dei risparmiatori truffati. Sentiamo. Non per far vedere cosa, che il cambiamento deve essere culturale, da qui devono partire. Esplode la rabbia dei risparmiatori delle ex popolari, giunti a Vicenza da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia per l'assemblea che si è tenuta al ridotto del Teatro Comunale, un'occasione di unione a sostegno del fondo per i risparmiatori delle ex popolari votato dal Senato, ma proprio quel fondo è stato messo sulla graticola. Su questo fondo è elemosina. Anche rabbia, molta rabbia. Sì, troppa rabbia. Sentite presi in giro? Sì, parecchio anche. Una truffa anche questo? Troppi pochi soldi? Siamo tutti d'accordo nel ritenere che sia veramente un'offesa alla stessa dignità dei risparmiatori truffati, quindi assolutamente incapiente e elemosina. Si poteva fare meglio, ne è consapevole anche Patrizio Miatello, che vede nel fondo quel seme nel deserto che ora bisogna far crescere. È un punto di partenza che è collegato ai famosi conti sognanti, perché i conti sognanti, dormienti, possono diventare realtà a risarcire i soci risparmiatori. Non mancano i fischi in sala, nel mirino dei risparmiatori il delegato della senatrice Laura Poppato, che vanamente cerca di fare il suo discorso scritto. Va detto invece che quel fondo in sé e per sé è un fatto rilevantissimo. Troppi nodi ancora da sciogliere, come il dover superare 3 gradi di giudizio incassando una sentenza che confermi che sono stati oggetto di truffa e, si sa, la giustizia nel nostro paese a tempi biblici, oppure l'altra via è quella dell'arbitrato, ma ritenuta eccessivamente costosa e d'altronde. Visto che tutti riconoscono che qui è stata commessa comunque una truffa, adesso i risparmiatori dovrebbero accedere a questo fondo attraverso un arbitrato che gli costerà altri soldi, non lo riteniamo corretto. E Fondazione Cassamarca nel mirino del Movimento 5 Stelle, sentiamo perché. Una gestione fallimentare di questo importantissimo ente che ha visto una drastica diminuzione del patrimonio. L'obiettivo di Federico D'Incano lascia spazio a dubbi. Fondazione Cassamarca è nel mirino del deputato 5 Stelle da tempo, da quando cioè presentò una interrogazione parlamentare sulle vicende dell'ente di Caspineda, nel momento in cui la bufera sul buco di bilancio e la necessità di drastici tagli era scoppiata da poco attorno al dominus Dino De Poli. Ora D'Incà torna all'attacco. Ho voluto chiedere in Commissione Finanze, attraverso una risoluzione, che vengano dati nuovi poteri al Ministero dell'Economia e della Finanza per poter svolgere delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che hanno gestito queste fondazioni. Una risoluzione che riguarda tutte le fondazioni bancarie, ma che prende le mosse proprio dalla situazione di Cassamarca. Istituzione nata per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, ma sottoposta a un drastico taglio nelle disponibilità economiche. Cassamarca, ricorda D'Incà, secondo il quadro economico patrimoniale del 2016 ha chiuso con un disavanzo di quasi 6 milioni e mezzo di euro e nelle considerazioni conclusive del bilancio di missione si legge che l'esercizio 2016 ha registrato una contrazione delle entrate derivante principalmente dal ribasso generalizzato del mercato finanziario, con particolare riferimento al settore bancario italiano, che è stata compensata solo parzialmente dalla riduzione dei costi di funzionamento della fondazione stessa e delle sue società strumentali. Ma su Caspineda pesano da mesi le polemiche e gli attacchi su sprechi e perdite degli ultimi anni e per D'Incà è venuto il momento di agire nei confronti di chi ha mal gestito una macchina ora in serie difficoltà. Per poter avere finalmente giustizia nei confronti dei cittadini.
Un flash mob davanti al deposito dei mezzi della MOM, quello organizzato oggi dalla Coalizione Civica per Treviso, a cui ha partecipato il consigliere comunale Said Chaibi. Sotto accusa gli autobus vecchi ed inquinanti, ma soprattutto ciò che per il trasporto pubblico non ha fatto la Giunta. Sentiamo. Stiamo fotografando gli autobus di Treviso, che sono ancora, sono i vecchi autobus di Treviso. Tutti col telefonino in su questa mattina all'esterno del deposito MOM di via Polveriera a Treviso, per immortalare i mezzi pubblici datati, da mandare poi al telefonino del sindaco Manildo. Un flash mob che rischia di diventare una vera e propria polveriera elettorale, viste le critiche che Coalizione Civica per Treviso e il consigliere Said Chaibi lanciano contro i 5 anni del governo del PD a Casugana. Noi siamo molto contenti del piano economico che ha mostrato MOM la settimana scorsa. Pensiamo però che ci sia bisogno anche di un investimento da parte dell'amministrazione comunale. Non abbiamo fatto e sperimentato una serie di progetti con MOM che costavano 30.000 euro, non li abbiamo voluti finanziare. Attacco diretto all'assessore Alessandra Gazzola e indiretto al sindaco Manildo, rincarato dal commento sulla campagna elettorale già in corso. Oggi siamo in un'altra situazione, le elezioni si avvicinano, le belle dichiarazioni sono, come dire, acqua fresca per dare una mano a costruire vari entusiasmi, poi c'è la realtà e la realtà è fatta di questo, è fatta di mezzi non adeguati. Viviamo in una delle città capoluogo più ricche d'Italia, pensiamo e siamo convinti che il trasporto pubblico vada rivisto perché migliora la condizione di vita dei cittadini e crea nuove opportunità e nuove ricchezze. Politicamente ennesimo segnale che anche Treviso qualcosa sta muovendo a sinistra del PD e che a breve potrebbe esprimere il concorrente in casa per l'attuale sindaco Manildo. Il tutto potrebbe portare ad una corsa a 5 per Casugana, con, oltre al candidato 5 Stelle, 2 del centrodestra, visto che per Mario Conte l'accordo tra Lega e Forza Italia sembra, dopo l'annuncio di Ciambetti per Vicenza e qualche contatto informale degli azzurri con Gentilini, tutt'altro che vicino. Ed intanto Mobilità di Marca consolida il suo impegno per il rinnovo della flotta dei bus ed annuncia l'assegnazione in questi giorni di numerose gare d'appalto che consentiranno la consegna di ben 20 nuovi mezzi in circolazione entro l'estate sia sulle tratte urbane ed extraurbane. Mai come dalla nascita di MOM, dice l'azienda, si è avuto un impegno così forte e costante sul fronte degli investimenti per il miglioramento del parco mezzi circolanti. 5 nuovi bus a metano per il servizio urbano, 1 elettrico, 14 bus Euro 6 per il servizio urbano ed extraurbano sono quelli arrivati nel corso del 2016. Altri 20 mezzi saranno in consegna tra giugno e luglio del 2018. Cambiamo ora argomento, parliamo di Natale che si avvicina perché per il primo anno Treviso avrà 2 alberi di Natale cittadini, il primo in Piazza dei Signori, come sempre donato dall'amministrazione di Brunico, l'altro davvero speciale è stato addobbato oggi in Piazza Santa Maria dei Battuti. L'hanno chiamato l'albero dell'inclusività, quello che è stato addobbato in Piazza Santa Maria dei Battuti, donato alla città dall'Associazione Per Treviso, che sostiene l'assessore Ofelio Michelanna, vuole diventare il simbolo del Natale che abbatte le divisioni, perché ad addobbarlo con decorazioni e luci sono stati chiamati, assieme ai commercianti, anche quei ragazzi più volte nel mirino per atti di danneggiamento e bullismo. Questi ragazzi che tanto sono stati criticati e che hanno creato anche dei disagi alla piazza, adesso si propongono in forma positiva. Penso che sia un bel segnale, quest'albero deve essere un esempio, speriamo che da questo albero si incominci un nuovo modo di pensare e vivere la città e la piazza in particolare. Un'iniziativa per coinvolgere i giovani bulli, ma anche per riportare l'attenzione su una piazza che, dopo i lunghi lavori di riqualificazione, si è sentita immotivatamente esclusa dal calendario delle manifestazioni natalizie. E così per la prima volta Treviso avrà 2 alberi cittadini, questo a Santa Maria dei Battuti e l'ormai tradizionale abete di Piazza dei Signori, che verrà acceso con la consueta cerimonia l'8 dicembre. 5.000 gli angioletti realizzati dai bambini delle elementari che verranno messi in vendita a scopo benefico. Il ricavato va tutto a bambini che sono in condizioni particolarmente difficili.
fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Parliamo ora di sanità, lezione davvero particolare, quella che si è tenuta oggi al Cafoncello. Vediamo. Questa è una protesi al titanio per mandibola e viene realizzata su misura per chi a causa di infezioni o malattie non ha più osso su cui impiantare dentatura. È l'ultima frontiera nell'ambito degli interventi maxillofacciali per migliorare la qualità della vita dei pazienti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana ed è stato il Cafoncello il luogo di incontro e confronto tra gli specialisti per una vera e propria lezione in diretta sulla sala operatoria. La novità di questo intervento sta, oltre alla protesi, all'impronta su cui viene costruita, impronta realizzata da una stampante in 3D su immagine realizzata da una TAC. Questo impianto che viene appoggiato e bloccato sul mascellare ci consente di dare denti fissi subito, in carico immediato alla fine dell'intervento. Solo pochi giorni di assimilazione liquida dei cibi per poi avere una dentatura completamente nuova e definitiva. Interventi decisamente complessi e per questo particolarmente importante la presenza ospedaliera. Questi tipi di interventi devono essere fatti in strutture che siano adeguate, perché è una chirurgia abbastanza avanzata, ovviamente dobbiamo avere delle strutture e anche del personale addestrato e adeguato. Ringrazio l'ospedale di Treviso che ci ha accolto a braccia aperte e ci ha supportato in questo evento che devo dire è stato un grosso successo anche nei confronti del pubblico. Tutti i professionisti del volto e della bocca in formazione costante per dare una risposta ai trevigiani molto attenti alla masticazione. Il trevigiano medio si cura molto bene, è una persona che si cura in tutto, per cui la dentizione, quindi quello che potrebbe essere il sorriso, la masticazione, che è indice di salute. Salute che il Veneto con la trattativa sull'autonomia vuole completamente tutta per sé. Questo è quello che speriamo, è il nostro sogno, il nostro obiettivo. Dobbiamo arrivarci perché se consideriamo che le regioni a statuto speciale che ci sono vicine non partecipano alla spending review, quindi al taglio delle spese che vengono imposte a tutte le regioni a statuto ordinario, quello che noi dobbiamo fare è riuscire a tenere i nostri soldi per usarli per la salute dei veneti. Cambiamo argomento, le campionesse del nuoto sincronizzato si esibiranno domani pomeriggio alle piscine comunali di Treviso in uno spettacolo di beneficenza a favore dei bambini malati di tumore in cura alla Città della Speranza. L'eleganza e l'agilità di meravigliose farfalle, capaci di librarsi sull'acqua con incredibile grazia, saranno Beatrice Callegari ed Enrica Piccoli, le due campionesse del nuoto sincronizzato, le protagoniste dello spettacolo Tutti insieme come i supereroi, che si terrà domani 3 dicembre al Natatorium di Treviso. Lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Città della Speranza per progetti legati alla ricerca oncoematologica pediatrica. E così in vasca alle 15 organizzate dalla Montebelluna Nuoto scenderanno 62 sincronette dai 6 anni in su fino alle 2 stelle. Beatrice Callegari 4 bronzi ed un argento agli europei ed un podio sfiorato alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e dal bronzo europeo juniores Enrica Piccoli. Un'idea, quella dello spettacolo, nata proprio da una visita di Beatrice ai bimbi ricoverati a Padova. Noi avevamo portato dei pensierini e vedere che comunque dei bambini riescano a sorridere anche per una cosa che per me è semplicissima, perché gli abbiamo regalato un libricino della nostra società con tutti i risultati, le nostre foto, veramente mi ha toccato e mi ha anche insegnato veramente tanto, che molto spesso noi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua quando c'è gente che ha la forza di superare momenti molto più difficili. E se le chiediamo quale supereroe interpreterà domani, l'olimpionica Beatrice risponde: no, venite a scoprirlo. Ed ora il nostro appuntamento del sabato dedicato alla Grande Guerra, vediamo. Sono i fanti temprati alla guerra. Questa è una corazza antiproiettile trovata su un camminamento, una trincea, probabilmente su un'isola vicino al Mulino Sega. Un pezzo d'acciaio che cercava di salvare la vita. È la corazza del Fante, un'altra delle invenzioni pensate in trincea durante quei 4 anni d'inferno. È uno scudo pettorale che serviva ai soldati per salvarsi, è come adesso che si adopera i giubbini antiproiettile. Era rivestito con delle bretelle, diciamo, per poterlo tenerlo
Come si teneva? Si teneva così. Ecco. Lì aveva le sue bretelle dietro. E perché aveva quello scanso? Lo scanso era per il movimento del braccio o del fucile, di poter operare. Quanto pesa? Ma non saprei, ma una decina di chili. Un recupero davvero unico che Renato Lorenzon ha voluto mantenere come quando l'ha trovato. Ma dentro nel Piave, sì. Cioè passeggiando un giorno? Passeggiando, sì. E cosa ha visto? Ho visto questo, sembrava quasi un cuore, diciamo, no? È stato raccolto dentro nell'acqua. Oggetti che il grande fiume sembra quasi far ritrovare apposta, perché non ci si dimentichi mai di chi qui ha servito la patria dall'una e dall'altra parte. Cosa le fa pensare? Ma la tribolazione della gente, di questi poveri soldati, chiunque essi siano, a dover fare una guerra così bestiale. Ed è tutto, ci salutiamo con le previsioni del tempo per domani. Grazie per averci seguito, buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Domenica all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni, soleggiato ma freddo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo con il sole che splenderà in un cielo sereno e terso su gran parte del territorio. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno previste tra 4 e 7 gradi, minime sotto zero quasi ovunque. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche la nostra regione sarà interessata dall'alta pressione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le province. Temperature massime attese sui 5-6 gradi, valori minimi sotto zero su tutto il territorio. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Continua la presenza dell'alta pressione, sarà un'altra giornata all'insegna di un ampio soleggiamento su tutto il territorio. Le temperature massime saranno attese sui 3-4 gradi, minime ampiamente sotto zero ovunque. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.